Siamo qui per testimoniare come il governo regionale sia attentissimo alle esigenze di una vita quotidiana normale nell'Agrigentino ma anche nella Sicilia. La dispersione delle reti idriche è una delle cause delle siccità che non possiamo più tollerare, è un fatto inqualificabile perché abbassa la qualità della vita alla quale hanno diritto i cittadini siciliani. E quindi iniziamo i lavori per finirli entro un anno e mezzo, per dare ad Agrigento una nuova rete idrica assieme ai dissalatori che abbiamo già in previsione a Porto Empedocle, che verranno realizzati entro l'estate, e abbiamo interventi complessivi di contrasto alla siccità, perché è cambiato l'ecosistema, ma questo cambiamento ecosistema ci sta consentendo anche di affrontare in maniera strutturale e strategica le annose vicende della mancata afflusso d'acqua, per esempio ad Agrigento, dove storicamente è un fatto più che notorio che più del 50% dell'acqua immessa nella rete idrica venga dispersa. Sono episodi che non possiamo più tollerare, non vogliamo tollerare. Abbiamo investito 30 milioni di risorse proprio per fare in modo che la qualità della vita migliori e che non ci sia più acqua dispersa. Altre infrastrutture da finanziare, finanziate, Presidente, in Sicilia? Abbiamo previsto altri milioni per 17 interventi con 70 milioni per altre reti idriche. Stiamo affrontando il tema delle reti idriche non soltanto ad Agrigento ma nel comparto siciliano, perché non esiste solo Agrigento che ha questi problemi. La strategia è questa, quella di lavorare sui dissalatori da un lato, quindi nuova acqua potabile, ed evitare la dispersione dell'acqua che abbiamo. In arrivo tantissimi soldi per l'innovazione delle imprese siciliane, una bella opportunità, una ghiotta opportunità. Sì, abbiamo delle risorse che non dobbiamo né possiamo sprecare, lo faremo con grande senso di responsabilità. Abbiamo vissuto l'anno scorso un momento di crescita economica non indifferente dovuta a vari sforzi, alla semplificazione delle procedure che abbiamo impresso con la riforma della Commissione tecnico-specialistica, che ha consentito a chi vuole investire di avere dei pareri in tempi, non dico immediati, ma in tempi normali per sapere se poteva farlo o non farlo. Prima non era così, abbiamo semplificato le regole di questa commissione, abbiamo impresso alle dirigenze, anche con appelli a volte un po' pesanti da parte del sottoscritto per stimolarli, di darsi dei ritmi più veloci, di essere più decisionali e più decisionisti ed assumersi le proprie responsabilità, perché in un sistema burocratico come quello nazionale a volte conta più un direttore che non un assessore, ha più potere un direttore. Se un direttore non si assume le responsabilità perché non firma un decreto, si paralizza tutto. Quindi il mio confronto con la burocrazia regionale è stato sempre abbastanza, non sereno, ma conto di raccogliere i primi frutti, perché spero di avere trasfuso nella dirigenza regionale il senso di responsabilità di una squadra che lavora unita, perché se un direttore regionale non si assume delle responsabilità e non è in grado di farlo, io ho fatto capire spesso si dimetta, lasci quell'incarico nella logica di un progetto più ampio di crescita della Sicilia. A volte ci riesco, a volte no. Il mio sogno sarebbe quello di non doverlo chiedere mai a nessuno. A volte purtroppo sono stato costretto ad esercitare moral suasion, ma un fatto è certo che per quanto riguarda il mio governo la scelta dei dirigenti, dei capi dipartimento sarà improntata a due criteri: uno è il rispetto alle norme anticorruzione che prevedono l'obbligo di rotazione per alcune deleghe, l'altro la competenza e l'attività sul ramo al quale sono chiamati a dare dei loro consigli, ma delle determinazioni, delle direttive. Non si può sbagliare. Probabilmente in passato nella mia terra, e lo dico senza volontà di critica nei confronti di nessuno, questi concetti della meritocrazia rivolta alla burocrazia regionale non hanno fatto la padrona. Ha prevalso più la politica sulla scelta del direttore amico dell'amico e non sulla capacità del direttore. Io sto cercando di cambiare questa rotta, facendo in modo e pretendendo che quando si deve scegliere un capo dipartimento, un direttore regionale, debba essere adatto al ruolo, e questo è l'impegno che intendo mantenere. Oggi 11 aprile 2025 è una data storica per Agrigento. Penso che da decenni che si parla di questi lavori, finalmente grazie al governo Meloni per i fondi di sviluppo e coesione, poi grazie anche al governo Schifani, e ringrazio in maniera calorosa, sentita, il presidente Schifani, perché ha anticipato addirittura parte delle somme destinate proprio a questo lavoro. Quindi oggi parte la rete idrica, i lavori
dureranno circa un anno, finalmente il centro storico, ecco, la zona prettamente urbana di Agrigento verrà fornita di una nuova rete idrica, quasi il 58% di perdite finalmente sarà azzerato o quasi. L'obiettivo qual è, Sindaco? L'obiettivo è quello di ridare dignità a questa città, di dare un servizio, di incrementare l'unica industria che noi abbiamo, il turismo. Se non riusciamo a dare un'ottima accoglienza, naturalmente non siamo in grado di ricevere turisti. Vero invece che c'è un interesse da parte dell'intera politica, da livello nazionale a livello regionale, e anche noi abbiamo fatto la nostra parte, perché se ben vi ricordate da tanti anni c'erano state tante promesse, tanti finanziamenti, ma mai nessuna amministrazione aveva fatto un bando di gara, aveva affidato i lavori e poi la partenza dei lavori. Noi invece abbiamo fatto il bando, abbiamo affidato i lavori e finalmente oggi si parte. Un'emergenza superata, Sindaco? L'emergenza superata in parte, naturalmente ci sarà anche ora, e sempre grazie al Presidente Schifani, la realizzazione dell'installatore a Portempedo, che è un'altra tappa importante. Quindi sono convinto che la crisi idrica di Agrigento diventerà un brutto ricordo. Anche che oggi noi iniziamo qui, che è una zona un po' più periferica del centro storico, e così saranno i vari lavori, saranno interessate le prossime periferie, e invece al centro storico saranno i lavori a macchia di leopardo, però proprio per evitare di intralciare gli eventi e i lavori di Agrigento 2025. Sindaco, l'obiettivo è dare acqua agli agrigentini ogni giorno, tutti i giorni. E quello ci dobbiamo arrivare sia con il rifacimento della rete idrica e anche poi con l'installatore. Di concludere il più presto possibile per dare una risposta adeguata non solo alla città di Agrigento, ma a tutti coloro che frequentano Agrigento. Perché ha deciso di dimettersi assessore? A questo l'avevo già convenuto da un po' di tempo, è un assessorato abbastanza importante questo, ma anche una serie di difficoltà di natura operativa rispetto alle quali certamente io mi sono impegnato, però ogni cosa ha un suo tempo, ha una sua, come posso dire, contemporaneità con le cose che si devono fare. Quindi ho dato il mio contributo, abbiamo approvato il piano rifiuti, abbiamo finanziato le opere che riguardavano il settore idrico, abbiamo anche realizzato un'iniziativa importante nel settore energetico, essendo, mi permetto di dire, la prima regione d'Italia in ordine a quelle che è le rinnovabili. Rispetto a tutto questo è giusto che ci sia qualche altro che continui questo lavoro complicato, fatto di poche persone, di pochi dirigenti, di pochi funzionari, e soprattutto la necessità anche che ci siano nuove energie che possano affrontare meglio tutto il tema dei rifiuti, dell'acqua e dei servizi pubblici in generale.